Mi chiamo Alessandra Comazzi, sono giornalista e critico televisivo. La televisione cambierà dopo questo periodo drammatico che stiamo vivendo. Ci sono delle cose positive che possiamo già notare. La TV 1.0, no? La possiamo definire così, quella generalista, è chiaro che già da tempo si stava evolvendo in 2.0, 3.0, chissà. In questi giorni si è manifestata molta creatività, che speriamo resti alla fine del periodo del virus. La creatività si è sviluppata soprattutto in video, cioè in videoclip che molti artisti hanno fatto, i cantanti, gli attori, gli scrittori, e chi recitava, e chi parlava, e chi cantava, e chi non aveva niente da fare o da dire di particolare ma lo diceva e lo faceva lo stesso. Comunque davvero tanta creatività, la televisione 3.0, e questo sarà bello se resterà alla fine di tutto, no? Abbiamo visto già degli esempi anche sulla televisione ufficiale, Rai 1 che ha trasmesso un programma dedicato alla musica in cui tutta una serie di cantanti importanti si facevano il video da casa loro e la Rai poi l'ha assemblato. Però il rischio è proprio questo, che accanto alla creatività, che speriamo sia esaltata, perché nella televisione generalista ultimamente non lo era affatto, speriamo che la creatività torni a essere importante, ma assolutamente in modo imprescindibile accompagnata dalla professionalità. Perché invece questa non si deve perdere, ma non soltanto non si deve perdere, ma deve se si può migliorare, cioè la televisione è una cosa, i video sono un'altra, si possono compenetrare, certamente si possono inventare strade nuove, ma devono essere sostenute dalla professionalità, cioè la televisione deve avere qualità, quella è televisione, se no sono video amatoriali, sono un'altra cosa, è un po' come quello che accade nel giornalismo, fermo restando il sacrosanto rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, quello che dice che ciascuno può esprimere liberamente il proprio pensiero. Il mestiere di giornalista è un'altra cosa, è un mestiere che ha delle tecniche, ha una deontologia, quindi il citizen journalism, cioè il giornalismo di tutti i cittadini, non è giornalismo. In questo periodo è nuovamente esaltato, io spero che lascerà questo periodo di clausura, lascerà la voglia invece di esprimersi e di dire le proprie opinioni, ma anche lì in modo assolutamente separato dalla professione e dalla professionalità. Io quindi ho due parole d'ordine per il futuro che spero saranno applicate dopo il periodo della clausura, della reclusione, della quarantena, dite quello che volete: creatività, inventiva e professionalità. Viva le professioni e viva le idee!